Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Porticello, altri 2 indagati nell'inchiesta sul naufragio del veliero Beisan. Sono l'ufficiale di macchina e un marinaio sotto inchiesta con il comandante che ieri in lacrime non ha risposto ai magistrati. Indagine della magistratura sul caso della pioggia oleosa su Città Giardino, a un passo dalla raffineria dell'ISAB. Preoccupazione tra cittadini e lavoratori. Intanto la vicenda è già sui tavoli del Ministro per l'Ambiente e della Commissione regionale competente. Installata a Enna la panchina viola contro gli abusi dei sacerdoti sui minori voluta dal sindaco. Dopo lo sciopero della messa emerge il quadro dell'impressionante diffusione della pedofilia incanonica, almeno 87 casi solo in Sicilia, denuncia la rete L'Abuso. Catania, partita la bonifica delle discariche abusive a San Cristoforo, ma i vandali sono subito tornati a colpire, abbandonando da capo l'immondizia in strada. Donare il sangue può salvare la vita ai talassemici, è l'appello del sindaco di Catania Trantino dal centro trasfusioni dell'ospedale Garibaldi. Musica attesa a Catania per Fabrizio Moro. Il popolare cantautore sarà stasera alla Villa Bellini per la rassegna Summer Fest. Domani concerto al Teatro di Verdura di Palermo. Calcio in Serie B, il Palermo si regala la prima vittoria in campionato. I rosanero espugnano Cremona grazie a un gol di Insigne. Ancora 48 ore di trattative e poi calerà il sipario sulla sessione estiva del calciomercato. Tutte le siciliane devono ancora operare innesti e soprattutto cessioni per sfoltire gli organici. Bentrovati, si allunga l'elenco degli avvisi di garanzia per il naufragio del Beisan, il veliero affondato a Porticello. Dopo il comandante, indagati anche l'ufficiale di macchine e il marinaio di plancia. Per l'ex comandante del Superyacht il portellone non era aperto. Lorena Dolci. Nuovi indagati nell'inchiesta sul naufragio del Beisan, il veliero di lusso colato a picco durante una tempesta davanti a Porticello il 19 agosto e costato la vita a 7 persone, fra cui il magnate Mike Lynch e la figlia diciottenne. Dopo il comandante James Catfield, anche l'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths, che era di turno in plancia, sono accusati di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. All'ufficiale i magistrati contestano di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell'imbarcazione, al marinaio di non avere segnalato l'arrivo della tempesta. Dopo l'interrogatorio, nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere interrotto dal pianto, il comandante lascerà l'Italia. A non credere tuttavia all'ipotesi del portellone lasciato aperto è Stephen Edwards, che del veliero è stato comandante e ne conosce tutti i segreti. Al 100% non era aperto di notte, ha ribadito. Per l'ex comandante, con un'inclinazione di 45 gradi e bocchettoni nella sala macchine o i condotti di ventilazione delle cabine aperti, l'acqua inizia a entrare nello yacht. Inoltre, precisa, non c'era obbligo di abbassare la deriva, secondo il manuale del veliero. Il punto trascurato, sempre secondo l'ex comandante, sono le condizioni meteo. Per lui, insomma, lo yacht si è trovato in condizioni estreme con pochissimo preavviso. In parallelo va avanti un'altra indagine altrettanto delicata della Guardia Costiera sul carico di 18.000 litri di carburante. Al momento non si registrano perdite dai serbatoi né tracce di inquinamento. Il recupero del relitto a carico della società armatrice durerà 2 mesi per un costo di 13 milioni di euro. A proposito del carburante, un'imbarcazione anti-inquinamento sta operando da questa mattina a scopo precauzionale nella zona del naufragio del Beisan. Il mezzo, messo a disposizione della proprietà del veliero su richiesta della nostra Guardia Costiera, è in grado di intervenire immediatamente in caso si rilevasse la presenza di idrocarburi in acqua, elemento che finora non c'è.
Adesso passiamo al caso della pioggia oleosa nella zona di Melilli, che è già sui tavoli del Ministero per l'Ambiente e della Commissione regionale competente. La Procura a sua volta ha aperto un'inchiesta mentre si diffonde la preoccupazione tra i lavoratori dell'area industriale. Luca Ciliberti. Sindaco, la pioggia oleosa dei giorni scorsi ha messo in allarme la popolazione, tra l'altro non è un caso isolato, si è verificato anche altre volte. È stato un evento che si è verificato alle 6 del mattino, un evento che ha coinvolto le zone limitrofe alla raffineria ISAB Sud della provincia di Siracusa, che è parzialmente in territorio del comune di Melilli, parzialmente nel territorio del comune di Priolo. Ha coinvolto fortemente la nostra frazione di Città Giardino e la frazione di Siracusa Belvedere. E adesso aspettiamo di fare la conta dei danni del territorio e quindi, come in altre volte hanno avuto una grandissima sensibilità per le zone vicine, spero che anche questa volta l'ISAB SRL abbia la stessa sensibilità nel risarcire quello che veramente è stato danneggiato. Il sindaco Carta, da deputato regionale, è anche presidente della Commissione Ambiente della Regione Siciliana. Il malfunzionamento sembra si sia verificato nell'area cosiddetta topping per la distillazione primaria del grezzo, quello che sostanzialmente viene portato dalle navi petrolifere. A causa di una probabile sovrappressione si sono attivate le valvole di sicurezza, ma su questo aspetto i tecnici della raffineria sono al lavoro per avere maggiore contezza di quanto accaduto. Fatti del genere gravi vanno discussi a Roma davanti a una commissione per capire di chi sono le responsabilità. È vero che il governo Meloni ha dimostrato un'attenzione particolare per il comparto industriale, abbiamo firmato il Salva ISAB, ma questo non significa che non dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, perché fatti del genere non devono accadere. Il dossier dunque è già sul tavolo del Ministro per l'Ambiente. Il polo petrolifero Priolo-Melilli dà occupazione a decine di migliaia di lavoratori della zona che guardano con preoccupazione all'accaduto. Abbiamo sempre sostenuto lo sviluppo del lavoro della zona industriale. Abbiamo sempre detto che la zona industriale è fondamentale per questo territorio, a patto che si alzi l'asticella sui temi che riguardano salute, sicurezza e ambiente, a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Adesso bisognerà attendere l'esito dei campionamenti per appurare l'entità del danno. Preti pedofili. Il comune di Enna, accogliendo la richiesta di Francesco Zanardi, presidente della rete L'Abuso, ha installato al Belvedere Marconi questa panchina viola, simbolo della lotta alla violenza sui minori. È la seconda in Italia dopo Savona e la prima in Sicilia. Uno strumento efficace per promuovere la cultura del rispetto e della protezione dei più deboli, ha detto il sindaco di Enna, Di Pietro, che ha fortemente voluto la panchina. Ma l'episodio di Enna non è isolato, tutt'altro. Ha squarciato anzi un velo sulla pedofilia in chiesa. Sono centinaia i preti indagati o condannati per abusi sessuali sui minori, almeno 87 solo in Sicilia. Luca Ciliberti. Abusati da preti pedofili senza scrupoli e spesso costretti al silenzio, e quando riescono ad avere giustizia sono considerati sopravvissuti. Il caso di Antonio Messina, denunciato in anteprima nei nostri TG, vittima degli abusi sessuali di Don Rucolo Enna, è solo una piccola tessera di un mosaico più ampio che svela come in Italia siano centinaia le diocesi non sicure. Un lavoro certosino redatto dalla rete per l'abuso diretta da Francesco Zanardi. Quando diventi sopravvissuto è perché con le problematiche che l'abuso sessuale ti ha portato riesci a ricostruire la tua vita, malgrado tutto, da dove sei fermata in qualche modo. Nel report sopravvissuti sono evidenziati con il colore rosso tutti i casi di condanna in terzo grado, rei confessi o coloro che hanno patteggiato. Con il colore giallo invece tutti i casi attualmente in attesa di giudizio e quelli di cui non si è più saputo nulla. Con il colore nero i casi di sacerdoti indagati all'estero e nascosti in Italia. In Sicilia ci sono circa 87 sopravvissuti. Va tenuto conto che questo dato è un dato prelevato dai procedimenti andati alla fine, cioè dove c'è una condanna, ecco. Quindi in realtà sono di più. Dal 2010, anno in cui è nata l'associazione, ad oggi si evidenzia il vuoto normativo nella legislazione italiana. E quando andiamo a denunciare spesso veniamo controquerelati perché poi vengono chieste le prove, ecco, quindi l'obbligo di denuncia, l'inserimento dell'obbligo di denuncia, che è un grosso vuoto
italiano sarebbe una cosa utilissima. E poi ci sono le comunità che si ribellano solo quando la denuncia diventa condanna. Le comunità generalmente cambiano nel momento in cui affrontano una situazione come quella di Enna, e avete visto l'approccio iniziale che era classico contro la vittima, invece adesso c'è un appoggio alla vittima stessa, perché le persone dopo i casi capiscono. A Noto, polemica tra sindaco e vescovo dopo le parole forti pronunciate nell'omelia da Monsignor Rumeo. Per il prelato, Noto è diventata terra di conquista senza regole. Per il sindaco Figura, invece, la città ha conquistato credibilità internazionale. Francesco Aloi. Da un lato la curia, dall'altro il comune, da un lato il vescovo, dall'altro il sindaco, con vedute diverse. La polemica è nata dopo l'omelia di Monsignor Rumeo per la festa estiva di San Corrado, patrono della città. Per il pastore i poteri forti hanno trasformato Noto e dintorni in terra di conquista. Una città, ha detto, dove tutto è possibile, dove le politiche agrarie sono in caduta libera. Ma oltre al turismo ha toccato anche una tematica bollente, se non dolente, la sanità. A Noto non conviene ammalarsi e l'accusa è rivolta alle politiche regionali che a suo dire stanno trasformando l'ospedale nell'ennesimo gigante addormentato da svendere. Il pronto soccorso qui la notte è chiuso. Parole che Monsignor Rumeo ha pronunciato davanti a tutti i fedeli, sindaco compreso. A Noto non esistono regole e la cultura, quella vera, stenta a decollare viaggiando su binari morti. Il primo cittadino, Corrado Figura, ha lasciato la chiesa e poi, naturalmente, ha detto la sua. Noto era una città fantasma, oggi ha una credibilità internazionale, ha evidenziato. Raggiunto da noi al telefono, ha aggiunto che il suo comune è diventato una delle mete turistiche più apprezzate nel mondo. Il vescovo non conosce gli ultimi 30 anni della storia di Noto, ha detto. Palermo non avevano cibo né acqua ed erano legati all'interno di un'auto. 2 cani sono stati salvati dalle guardie dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Rischiavano di morire. Marco Gulà. Erano costretti a vivere all'interno di un'autovettura, privi di acqua, cibo e addirittura legati con dei guinzagli che ne limitavano la capacità di movimento in uno spazio già di per sé angusto. Queste le drammatiche condizioni di detenzione di 2 cani sequestrati dalle guardie OIPA di Palermo, intervenute loro aiuto a seguito di numerose segnalazioni che indicavano dei continui abbai e lamenti provenire da un'automobile parcheggiata in una via del capoluogo. I 2 cani vivevano in condizioni igienico-sanitarie molto precarie, l'abitacolo dell'autovettura, una 600, era lurido e malodorante, la tappezzeria era ricoperta di coprisedili impregnati di liquidi, grassi e sporcizia di vario genere, un aspetto che ha fatto subito pensare che l'automobile fosse la dimora abituale degli animali. Entrambi assetati, anzi manti e accaldati, i cani non avevano a disposizione sufficiente ricambio d'aria ed erano detenuti anche a guinzaglio, uno legato alla leva del freno a mano e l'altro sul sedile posteriore. Subito sequestrati, gli animali sono stati condotti in custodia giudiziaria nel canile municipale di Palermo, mentre il detentore è ora indagato per abbandono di animali e detenzione incompatibile, produttiva di gravi sofferenze. Una crudeltà veramente inaccettabile. Passiamo ad altro. Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Vittoria ad Acate. Lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un'auto è avvenuto nei pressi della circonvallazione di Vittoria. Il giovane è morto sul colpo. Ferita anche la donna ed è di 2 feriti, uno grave. Il bilancio dell'incidente è avvenuto sulla statale Riesi Sommatino in provincia di Caltanissetta. 2 giovani sono usciti di strada con la loro auto che si è ribaltata. L'anticiclone africano non arretra, ancora gran caldo almeno fino ai primi di settembre, quando una perturbazione atlantica porterà un calo termico. Nelle prossime ore tuttavia non mancheranno i temporali, anche forti. Sul basso Tirreno sono attesi tra Sicilia e Calabria. Siamo tornati a San Cristoforo, il quartiere catanese delle discariche a cielo aperto. Dopo il nostro servizio denuncia di ieri è partita la bonifica delle strade, ma gli incivili sono sempre pronti a scaricare l'immondizia
dappertutto ed è in corso una specie di paradossale mutazione da quelle parti. I topi ormai sono più grandi dei gatti. Eva Spampinato. La TV al fianco dei cittadini, l'informazione di servizio alla comunità. Dopo il nostro reportage tra la spazzatura delle vie del quartiere San Cristoforo a Catania, qualcosa si è mosso. Oggi siamo tornati nelle strade delle discariche a cielo aperto, dove i topi hanno assunto le dimensioni dei gatti e gli abitanti della zona scrivono sui muri: vietato buttare rifiuti. Divieto di cui si fa beffa chi non vive qui e viene appositamente per gettare sacchetti carichi di qualunque tipo di rifiuto, dall'organico ai copertoni delle auto. L'avevano pulita ieri, oggi di nuovo così, è diventata una discarica. Qui siamo in via Principe, ieri mattina stracolma di spazzatura, ripulita nella notte e già di nuovo presa di mira dai forestieri. Soffia un leggero vento che muove nell'aria i residui di terra dell'Etna e l'olezzo della spazzatura. Sempre lo stesso vento, camminando, può far sentire l'odore forte di cavalli che proviene da stalle abusive, ma l'animale protagonista del quartiere è un altro, che cresce e si fortifica sempre di più, complice l'aria del mare a 2 passi e una quantità infinita di cibo a disposizione. Il garatto. Topi più grandi dei gatti che hanno costretto i felini a defilarsi. Gli unici animali che li battono sono i piccioni, come ci racconta una signora a microfoni spenti. Nel tentativo di debellarli ricoprono le strade con piattini di plastica in cui attaccano colla e formaggio. I cuccioli di topo abboccano alla preda, rimangono incollati e vengono mangiati a loro volta dai piccioni. È la legge della giungla, il più forte mangia il più debole, la stessa legge che vige in questa giungla cittadina. Veramente proprio la giungla. Restiamo a Catania, è revocato il divieto di balneazione alla foce del canale Forcile, alla Playa, disposto una settimana fa. Le analisi dell'azienda sanitaria hanno verificato che i parametri sono rientrati nella norma. Balneazione consentita anche per il tratto del canale di Arci, che era stato vietato all'indomani delle piogge che avevano ingrossato 2 corsi d'acqua, trascinando in mare detriti e sversamenti incontrollati. Donare il sangue può salvare la vita ai talassemici. È l'appello del sindaco di Catania Trantino dal centro trasfusioni dell'ospedale Garibaldi. In Sicilia c'è una carenza di sangue notevole che sta mettendo a serio rischio il trattamento sanitario di migliaia di pazienti, soprattutto appunto talassemici. Ecco il sindaco. A Catania abbiamo oltre 600 pazienti emoglobinovatici che hanno bisogno di almeno 2 sacche di sangue ogni 2 settimane. In Sicilia abbiamo i 2/3 dei talassemici tutta quanto il territorio nazionale. C'è una grave carenza di sangue, ciascuno di noi può dare il proprio contributo per salvare la vita ai nostri concittadini e ai nostri corregionali. Noi spesso ci chiediamo come possiamo essere di aiuto, di ausilio alla società. Abbiamo la possibilità di farlo donando il sangue e diventa un'esigenza prioritaria, perché da un piccolo gesto nostro può derivare la salvezza di tanti nostri simili, può derivare un momento di maggior serenità per l'intera struttura ospedaliera, che sta di poter contare su una maggior quantità di sangue, che è quella di cui c'è fortemente bisogno. Pensateci. Lavori in corso nella Valle dei Templi per allestire il palco che ospiterà i 2 concerti del Volo, il 31 agosto e il 1 settembre, per promuovere in TV Agrigento Capitale della Cultura 2025. Ancora accese le polemiche. Davide Sardo. Eccolo il palco della discordia davanti il Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento. Sotto un caldo opprimente proseguono alacremente i lavori per l'allestimento della scena che per 2 serate, sabato e domenica prossimi, sarà teatro dei concerti de Il Volo per promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. 2 concerti che non hanno mancato e che continuano a provocare polemiche. Il capogruppo del Partito Democratico all'Ars, l'agrigentino Michele Catanzaro, è stato invitato ma ha rinunciato in rispetto degli agrigentini. Perché spendere 1.200.000 euro per 2 concerti quando la città e la provincia sono martoriate dalla mancanza d'acqua? Scrive in una nota il parlamentare regionale che invita altri colleghi deputati a fare lo stesso.
In occasione delle 2 giornate sono state sospese con non poche polemiche le entrate nella Valle dei Templi, sia per ragioni di ordine e sicurezza, sia per esigenze tecniche. E il tempio, simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli, è già parzialmente inaccessibile. Il concerto del 31 agosto sarà trasmesso su Canale 5 la notte di Natale. Ecco perché il pubblico è stato invitato a indossare abiti adeguati alla virtuale notte di Natale, quando il concerto sarà in onda, e quindi almeno giacca e cravatta per gli uomini e abiti interi senza scollature per le donne. Peraltro sarà utilizzato un cannone sparaneve artificiale per rendere ancora più natalizio il paesaggio. Ancora musica, Fabrizio Moro in Sicilia, il popolare cantautore sarà stasera alla Villa Bellini per la rassegna Catania Summer Fest. Domani concerto al Teatro Verdura di Palermo. Veronica Barbarino. Dopo 1 anno e mezzo e 2 film alle spalle, torna sul palco per cantare live oltre 30 canzoni che attraversano la sua carriera, fino all'ultimo singolo Maledetta Estate, uscito lo scorso maggio. Il tour estivo di Fabrizio Moro fa tappa in Sicilia, nelle suggestive location di Villa Bellini a Catania e Teatro di Verdura a Palermo. Con lui sul palco i musicisti di sempre, con cui suona da 20 anni. Quando mi sveglio il suono della mia storia commetto ogni suo sbaglio, che mi ripete di dire, che mi ripete di fare, che fortifica il filo tenuto in tiro a morire. Un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico, come Pensa, Eppure mi hai cambiato la vita, Libero e tante altre. Una scaletta che propone in 2 ore circa di concerto anche brani in chiave acustica, pianoforte, chitarra e voce. Una grande festa ricca di pathos dedicata al suo pubblico, un'occasione per cantare in coro ogni canzone. Stasera alla Villa Bellini. Facciamo una pausa, tra poco la prima vittoria in campionato del Palermo e gli aggiornamenti di calciomercato. Vi aspettiamo, state con noi. Eccoci al calcio, il Palermo vince la sua prima partita in campionato allo Zini contro la Cremonese ieri sera. Rosanero vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Insigne, vittoria d'oro per la squadra di Dionisi. Arriva allo Zini e contro una candidata alla promozione diretta la prima vittoria in campionato del Palermo contro la Cremonese ieri sera nel terzo turno di Serie B. Decide il match questo gol di Insigne, una vittoria pesantissima che è oro per il morale dopo un inizio di campionato negativo. Il Palermo vince dopo una partita sofferta giocata per 60 minuti in apnea. Dionisi ha rivoluzionato la squadra lasciando Brunori, Insigne e Diachite fuori, dentro Henry, Di Mariano e Pierozzi, ma è la Cremonese a fare la partita e a giocare decisamente meglio. Rosanero spaesati e senza mordente. La squadra di Stroppa attacca e dopo alcune occasioni trova il gol con Maier, ma l'arbitro vede fallo su Ceccaroni e annulla dopo il check del VAR. Il Palermo balbetta e ci prova timidamente con Henry. Nella ripresa è sempre la Cremonese a dettare i tempi del gioco. Il Palermo non riesce a passare la metà campo, ma i grigiorossi non ne approfittano. Così gradualmente i siciliani escono la testa dal guscio. Gomez alla palla del vantaggio, ma il portiere avversario salva lo score. Entrano Brunori e Insigne, la partita cambia. Proprio da Brunori arriva il taglio per Di Francesco che entra in aria e regala una palla d'ora di Insigne che spinge in rete il primo gol in campionato dei rosanero. Palermo che difende, poi Brunori va vicinissimo al secondo gol, la parata di Fulignati. La Cremonese non molla e con Jonsen va ad un passo dal pareggio. Nel finale De Planche salva la sua porta e il risultato 3 punti d'oro. Il Palermo alza le braccia al cielo in un campo difficile e che nella passata stagione segnò l'inizio del tracollo dei siciliani. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo, l'organizzazione della Cremonese è oggettiva e siamo doppiamente contenti perché abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso un po' per demerito, un po' per episodi, poi anche forse ce lo meritavamo nelle partite precedenti.
Grazie a Marco Gullà, autore del servizio. Ultimi giorni di campionato, di calciomercato, con le siciliane che devono ancora operare qualche innesto, ma soprattutto alcune cessioni per evitare di avere troppi giocatori in rosa. Sentiamo le ultime con Francesco Triolo. 48 ore ancora di trattative sogni, poi il calciomercato, quello estivo, chiuderà i battenti. Dopo la prima vittoria in campionato, il Palermo adesso cerca di accelerare i tempi e tocca il forcing finale per Allende. Il calciatore sarebbe atteso tra oggi e domani dopo la telenovela col Celta Vigo, che sembra orientato finalmente al sì. Verso la cessione invece Saric, che potrebbe andare al Pisa. Sono ore di particolare fermento però soprattutto in casa Catania, dove il direttore sportivo Faggiano deve pensare prima a sfoltire la rosa. Diverse le trattative già avviate in tal senso. Bois e Cianci sono due di queste, una alla Carrarese, l'altro conteso tra Ternana e Feralpi Salò. Altro giocatore che sta lasciando Catania è Marcos Curado, accordo ormai raggiunto con l'Ascoli. In entrata sono in particolare due i profili che Faggiano sta seguendo. Il primo sarebbe un ritorno, ovvero Alessio Curcio. Sul trequartista ex Foggia e Catanzaro ci sarebbero anche Benevento e Pescara, ma il giocatore vorrebbe tornare ad indossare il rosso-azzurro. In attacco il nome è quello di Guido Gomez dal Crotone, ma non è detto che qualcosa non si farà ancora in difesa. Ad esempio c'è interesse per il difensore albanese della Samp, Ertion Gega. A Trapani si prospetta un addio, quello di Oliver Kragl, che lascerà il Granata per indossare la maglia della Fidelis Andria, ambiziosa società di Serie D. Al suo posto il presidente Valerio Antonini ha già annunciato l'ingaggio di Cristian Spini, attaccante esterno, classe 2001, prelevato da Lumezzane. A Messina invece la partenza di Domenico Franco è stata colmata dall'ingaggio di Davide Petrucci, classe 91, lo scorso anno al Brindisi, per lui pronto un contratto annuale. Ma oggi è anche la giornata della protesta dei tifosi che scenderanno nuovamente in piazza nel pomeriggio per protestare contro l'attuale proprietà. Noi intanto ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.